Cada día pienso en ti. Quante altre onde anomale dietro allo tsunami della recessione economica mondiale, flutti che possono magari apparire di modeste dimensioni rispetto ai maremoti che hanno squassato i mercati finanziari globali, ma comunque cavalloni che hanno travolto le storie di lavoro e di vita anche di tanti veneti, improvvisamente disarcionati da castelli di certezze costruiti dopo anni di impegno e di fatica, ma che come costruzioni di sabbia non hanno retto ai colpi della stretta al credito e del calo di commesse, un fenomeno che ha assunto contorni drammatici soprattutto nella Marca, facendo del caso Treviso il campo di battaglia di un nemico che non sembra voler fare prigionieri. Le cronache degli ultimi 6 mesi, dalle prime avvisaglie sotto Natale alla recente escalation di questa primavera, sono un bollettino della disperazione e del lutto. Il 23 dicembre, a Cavaso del Tomba, un artigiano di 62 anni si toglie la vita nella ditta di cui è socio. Era uno dei pionieri delle battaglie dei piccoli imprenditori trevigiani, già storico guerriero della Life, sempre in prima linea in difesa delle aziende tartassate. Nessun biglietto a spiegare il suo gesto estremo, solo quello sguardo triste rimasto impresso nella memoria di parenti e amici che ricordano il cruccio di un grosso investimento diventato un peso insostenibile. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, nella campagna di Musano di Trevignano, viene trovato esanime un imprenditore cinquantenne di Montebelluna, attivo nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento. Per ore l'hanno cercato carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Il tragico annuncio viene dato a un incontro pubblico in cui l'amministrazione comunale sottolinea tutta la difficoltà degli operatori economici nel vedere la luce in fondo al tunnel. All'alba del 1° maggio, in una stradina che si inerpica tra i boschi di Castelcucco, si dà fuoco un barista 36enne di Caerano San Marco, preoccupato per gli affari del locale in calo e angosciato dall'idea di non riuscire più a far quadrare i conti. I pompieri lo estraggono dall'auto avvolta dalle fiamme quando è ancora vivo. I soccorritori riferiranno di averlo sentito pronunciare una frase in cui malediceva i debiti. Dopo 3 giorni di agonia, l'esercente muore al centro Grandi Ustionati di Padova. La sera del 19 maggio, a Luttrano di Fontanelle, decide di farla finita un artigiano del legno di 58 anni. Con titolare col fratello di una ditta che occupa 8 operai, l'imprenditore non ha retto il magone della responsabilità di mettere sulla strada i suoi dipendenti. Li considerava una famiglia, ma da gennaio aveva dovuto lasciarli a casa, prima il venerdì e poi anche al giovedì, a causa della riduzione degli ordini. Andrà in paradiso, diranno al suo funerale. La mattina del 21 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Castello di Godego, un manager 42enne di Villorba si accovaccia sui binari mentre sopraggiunge da Bassano del Grappa il treno diretto a Venezia. Un atto inspiegabile, secondo il titolare dell'azienda di macchine per la lavorazione del marmo, di cui la vittima era responsabile della produzione. Sarà suo padre a rivelare che il dirigente non riusciva più a dormire per la preoccupazione di dover comunicare ai dipendenti i tagli aziendali dovuti alla crisi. Quella crisi che prima faceva solo paura e che adesso uccide.